sperando che davvero ci siano le riaperture, come detto, verso il 20 aprile, considerando i dati delle ultime ore e sperando tutta una serie di allentamenti. Oggi sui giornali ci sono una marea di cose, siamo un po' in ritardo, ma insomma il sabato e la domenica ci prendiamo un po' più di libertà. Grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo e condividendo. Alan, ciao, buongiorno, ben trovato. La nostra strana rassegna stampa, ciao Sole. Nirvana, pronti? Ciao, buongiorno, ciao Francesco, ciao Gabriele, Antonella, condividete, mi raccomando Antonella, condividi. Paola, buongiorno Avarino, buon sabato anche a te. Buongiorno Claudia, siamo sempre in diretta su Instagram e YouTube. Ciao Andrea, Deborah, anche da Instagram e ovviamente alla pagina Facebook e sul sito ferdinandoavarino.it. Allora, oggi ci sono un sacco di cose, è chiaro che tutto il mondo sta raccontando l'addio a Filippo, il principe sempre un passo indietro, e che cosa succede. Caprarica oggi sul Gazzettino dice, mi pare sul Gazzettino, Elisabetta lascerà l'anno prossimo i 70 anni di regno e quindi poi lascia, e adesso torna Harry per il funerale, tornerà da solo, così non c'è l'imbarazzo di Meghan. Insomma, tutte queste ricostruzioni, la vita, una vita insieme, i 70 anni, 73 anni, quanti sono di matrimonio, tutto quello che vi raccontano oggi i giornali interessante. Ma veniamo alle nostre questioni, perché oggi ce ne sono un sacco. C'è una bellissima intervista, come si chiama oggi sul Corriere, di Mantovani dell'Humanitas, che dobbiamo produrci i vaccini, abbiamo fatto il record di vaccinazioni ieri, c'è l'EMA già preoccupata per Johnson Johnson, c'è le terapie intensive, gli anestesisti del Friuli Giulia che fanno politica. Questa ci mancava, la fanno un anno e mezzo dopo dicendo cose che diciamo da un anno e mezzo. Però interessante, il mercato coperto per Trieste, dopo ne discuteremo, dopo una puntata di Ringa ieri veramente accesa per gli amici che hanno seguito Tele4. Poi si vedono Letta e Salvini. Ranieri Guerra indagato, avete presente quello che parla come il milanese stanco, non so se l'avete presente, quello che parla un po', io quando vedo Locatelli, Ranieri Guerra in televisione non posso non restare lì catarticamente ad ascoltarli, perché hanno un modo di parlare che mi fa impazzire, e ascolto Ranieri Guerra che alla fin fine evidentemente aveva fatto pressioni perché quel povero Zambon, funzionario dell'OMS di Venezia, aveva ragione. Guardate che io ho evidenziato che il piano, non avevamo un piano pandemico aggiornato, eravamo indietro nei tempi, non avevamo sistemato quello che un paese normale dovrebbe avere preparandosi a una pandemia che non arriverà mai, e caso strano poi ce la siamo beccata. Bene, Ranieri Guerra, veronese, alla fine è indagato. Il milanese stanco è indagato perché ha false dichiarazioni ai PM. Poi si dovrà vedere, c'è un processo, tutto quello che ci deve essere chiaramente, ma secondo i PM ha fatto dichiarazioni false e quindi viene indagato, perché evidentemente quindi il sillogismo è che le pressioni per che quel piano pandemico sparisse, quelle osservazioni sul piano pandemico che non c'è sparissero, le aveva fatte. Teresa, buongiorno dal Brasile. Teresa, buongiorno, ben trovata. Là c'è una situazione pazzesca, ci seguono anche dal Brasile. Un abbraccio grande. Buongiorno a Edoardo. Allora, veniamo ai titoli dei giornali di oggi. Gazzettino, riapertura, ipotesi il 19. Speriamo davvero. Il Corriere dice Italia in arancione, ecco che cosa cambia. E per Repubblica invece vaccini tutto in 10 giorni, con questo 3 milioni di dosi che dovrebbero arrivare, una corsa forsennata per fare le vaccinazioni in questi giorni, insomma, e perché c'è il decreto figliuolo, altra cosa che non vi ho detto in apertura di questa nostra rassegna stampa, ma ci arriviamo subito. Quindi serve una terapia d'urto, questo dice Repubblica. Per il Corriere del Veneto, date a noi AstraZeneca rifiutato, che è francamente, secondo me, e non so se siete d'accordo, ciao Cesco, Alessio, a tutti, anche a Marcelo da Instagram, è secondo me una mossa geniale. Cioè Zaia cosa ha detto in conferenza stampa ieri? Semplicemente, ragazzi miei, non volete AstraZeneca? Datelo a noi. Datelo a noi del Veneto. Noi francamente abbiamo poche rinunce, su questo poi non sono forse pienamente d'accordo con Zaia, perché le rinunce comunque ci sono, ma in quota minore magari, questo è importante. Però dice, se ci sono problemi dateci sto AstraZeneca. Oggi ho sentito stamattina un imprenditore ultra settantenne, mi pare del Veneto, che mi ha detto guardi Avarino, finalmente sono stato vaccinato, ora sono più tranquillo, lunedì di Pasquetta mi hanno vaccinato, e questa è una cosa importante. Vuole farsi il vaccino? Se lo può fare, bene, andiamo a prenderci anche l'AstraZeneca, che magari in altre regioni rifiutano. Secondo me questo appello, che poi per il quale non ci sarà alcun seguito evidentemente, di Zaia, è una cosa molto importante. Piccolo, zona arancione da lunedì.
in 45.000 tornano a scuola, perché infatti anche il Friuli Venezia Giulia cambia colore e appunto da lunedì, sapete, diventa arancione. AstraZeneca ha un rischio di 0,007%, lo dice Edoardo, poliziotto vaccinato con AstraZeneca. Oggi sono 30 anni Bobby Prince, vero? Lo stavo dicendo a 3 Veneto, esatto Paola. Abbiamo una storia raccontata anche sul Gazzettino di oggi, nelle immagini d'archivio di Antena 3, di quegli anni, quel periodo pazzesco, insomma, con quell'incidente, per il quale non c'è ancora nessun colpevole, vorrei dirvi. Oggi c'è l'intervista ripresa fondamentale il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco che cosa dice? Sapete che cosa dice ieri a Bloomberg? Una cosa che nessuno di noi avrebbe mai pensato ed era fondamentale che intervenisse finalmente il governatore della Banca d'Italia che a Bloomberg dice i ritardi della vaccinazione ostacolano la ripresa. I ritardi della vaccinazione ostacolano la ripresa. Bene, l'importante è che lo dica anche Visco, benissimo che lo dica Visco oggi, ma insomma io credo che fosse una cosa abbastanza evidente a tutti noi che questo non è un antidoto semplicemente per la salute, per evitare i casi gravi della malattia, ma è un antidoto all'economia e qui lo diciamo da settimane. Il caso della Sardegna raccontato dai giornali che in un mese passa dalla zona bianca, da liberi tutti al rosso e quindi è un problema serio e poi il Veneto è giallo, ci sono 7.000 a numeri da giallo, purtroppo non è giallo, lo sapete, vedremo nei prossimi giorni, arancione il Veneto, arancione il Friuli Venezia Giulia, ha numeri però da giallo e ha nell'arco di pochi giorni 7.000 contagi in meno. Invece il Friuli Venezia Giulia è l'RT più basso d'Italia e 188 contagi ogni 100.000 abitanti. Vediamo cosa dice ancora Mariucci, rimarrà sempre un mistero sulla Moby Dick, immagino Moby Prince, il decreto Figliuolo. Cosa dice Figliuolo? Finalmente, dopo giorni, settimane che dicono dovete vaccinare gli anziani perché con che coscienza vaccinate quelli che diceva di vaccinare il piano Arcuri, cioè chi è medico anche se ha 35 anni, con che coscienza ti vai a vaccinare? Lo diceva il piano Arcuri, lo ricordiamo qui da ormai da settimane. Bene, arriva il decreto Figliuolo. Vaccinate gli ultraottantenni e i fragili. Ci voleva veramente, finalmente, qualcosa di scritto da parte del governo, di fatto. Il problema, e arriviamo poi alle altre notizie, quelle che ci fanno un po' più incazzare, è quello che dice oggi, per esempio, ne abbiamo parlato più volte, anche qui lo ha animato questo dibattito Federica settimana scorsa a Ring, il problema è quello che racconta il Gazzettino con la gara tra le regioni e dice si tralascia un anziano magari, che ci sono segnali di questo tipo in alcune regioni, che fatica, un anziano, lo tralasciamo, un anziano che fatica a prenotare online, con il sistema delle prenotazioni online per vaccinare chi invece ha più dimestichezza e ben figurare con le classifiche tra regione e regione. Quindi l'anziano che non ce la fa a vaccinare, ieri abbiamo raccontato una bella storia dei carabinieri, mi pare nel Vicentino, che ti aiutano a prenotare online, aiutano gli anziani a fare la prenotazione online se non ce la fanno da soli e quello lo tralasciamo, raccontano in alcune regioni perché non è capace, vacciniamo più rapidamente e di corsa quelli che invece riescono a fare la prenotazione online. Delle polemiche di manomissione dei dati sulle terapie intensive del Pordenonese, arriviamo anche a quel caso lì, proprio adesso. Intanto Toti dice che serve una data simbolo per il ritorno alla normalità e che sarebbe una cosa importante un po' per tutti noi, cioè avere almeno un orizzonte. Questo dice Toti, francamente sono d'accordo, però forse è stato più serio, anche se ci ha fatto incavolare un po' tutti, Draghi che dice io una data non ce l'ho, però ora dobbiamo andare verso le riaperture. Bene, che cosa dice il Friuli Venezia Giulia con questa lettera? Ieri ne abbiamo parlato nel telegiornale degli anestesisti, 350 in regione, oggi diventa ovviamente un caso politico, si scaricano immediatamente le dichiarazioni del PD, dei dissidenti, di tutta l'opposizione in regione, diventa un macello. Cosa dicono? Che sono state sottostimate le terapie intensive in Friuli Venezia Giulia, che in realtà la pressione è oltre il 50%, però non vengono dati i numeri. Che cosa racconta in questa lettera Peratoner senza dare i numeri? Vi ricordo, è oggi diventato il caso, oggi ci sarà l'incontro tra il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, assessore alla sanità e Peratoner per capire che cosa stanno raccontando e che non fanno ferie.
non fanno ferie, manca personale e che si devono aprire all'improvviso altre terapie intensive per cercare di colmare questo problema a improvviso delle curve, e che ci sono delle subintensive aperte come tali che in realtà sono delle terapie intensive vere e proprie. Cioè sta dicendo quello che raccontiamo tutte le settimane, tutti i giorni qui da 1 anno e mezzo, lo sta dicendo a fine quasi, speriamo davvero che sia la fine di questa emergenza con la vaccinazione, per Atoner. Perché? Cioè, che senso ha dirlo oggi, un appello e un'emergenza che abbiamo raccontato sempre più volte? Che senso ha questo se non diamo i numeri, diciamo, delle 14 subintensive di Gorizia, che in realtà sono vere e proprie terapie intensive e secondo lui non verrebbero conteggiate? Allora, qual è il senso oggi di dire una cosa che era un po' sotto gli occhi di tutti, e che questi poveri sanitari non riescono a fare ferie, non riescono a riposarsi, sono stressati? Che altro dice? Ah, trascuriamo le altre malattie. L'avete mai sentita dire questa cosa qui in 1 anno e mezzo? No. Oggi, 10 aprile, l'ho fatto il 9 aprile, si svegliano gli anestesisti del Friuli Venezia Giulia e ci raccontano questa cosa che commentiamo da sempre. Allora, il problema è che sembra oggettivamente un'uscita più politica che tecnica, più di attacco politico che da tecnico. Io leggo, diciamo, questo tipo di ricostruzione, poi mi sbaglierò, vedo male, leggo male una cosa di questo tipo, però mi sembra un po' strano. Hai visto Galli alla Gruber che dice i vaccini funzionicchiano? No, non l'ho visto, francamente. La regina di altri tempi, Giurassico, non deve lasciare un simbolo, la regina Elisabetta, ma quella gentaglia vuole sterminare la popolazione, lasciateci vivere. Non so di chi parli, Gabriele. Le date Draghi le ha date, vaccini a vita per le varianti, quindi chiusure sempre. No, mi augurerei proprio di no, ma anche qui diciamo 1000 volte che chi è vaccinato magari dovrebbe poter fare una vita differente. Problema scuole: lunedì si ritorna tutti in frequenza, alle medie, 50% del superiore, e non si hanno in molti istituti gli orari in programma. Come si fa? Questo è un problema, gli istituti si devono organizzare. Citando qualche messaggio di poco fa, Mantovani, oggi responsabile scientifico dell'Humanitas di Milano, dice sul Corriere una cosa di assoluto buonsenso: dovremmo purtroppo fare richiami per molti anni, quindi per le varianti, per tutto quello che ci succederà, come il vaccino della normale influenza, e allora perché non torniamo a produrre? Cioè continuo a fare questo appello per tornare a produrre nel nostro paese i vaccini, ed è quello che speriamo davvero finalmente Giorgetti riesca a fare con questi accordi. L'EMA, intanto, ci sono 4 casi sospetti, e cominciamo già anche con Johnson Johnson, di 4 casi gravi negli Stati Uniti, e quindi EMA prepara una revisione su Johnson Johnson, quindi quello che doveva aiutarci adesso, il monodose che doveva arrivare e dare finalmente un cambio. Ieri 450.000 vaccinazioni nel nostro paese, 450.000 vaccinazioni, finalmente. Per chi lo vuole fare, lo dobbiamo dire tutte le volte. Bene, EMA già pensa a una rivisitazione, a cercare di capire che cosa succede con questo benedetto Johnson Johnson, perché sono 4 casi gravi. Fabio, da Instagram: per me sono impazziti, ad aprire lunedì voglio vedere quante persone saranno contagiate. Saluti, Fabio. E da lunedì, scrive Gabriele, sugli autobus, sempre il 50%. Angela, perché dobbiamo morire addirittura? Chi è? Evitiamo. Allora, di Ranieri Guerra vi ho detto, il principe Filippo, insomma, ve lo leggete sui giornali se avete piacere. Oggi sul Corriere, tra l'altro, c'è un'intervista a Giuseppe Petronzi, che gli amici triestini conoscono perché è stato questore di Trieste da 3 mesi, e anche a Milano, adesso è a Milano, e racconta di una Milano straordinaria, disciplina e pazienza, che avrà un'energia rara per riprendersi, ma Giuseppe Petronzi è questore molto apprezzato anche appunto a Trieste. Due cose molto veloci. Charles Michel, fantastico, intervistato adesso sui giornali, non mi ricordo dove oggi, ma lo trovavate anche ieri, quello che non si siede, non lascia la poltrona a Ursula von der Leyen, ma col suo passettino corre per prendersi la poltrona a fianco a Erdogan. Cosa dice? Che da allora non dorme la notte. Cioè da allora non ci dorme la notte. Quel mezzo uomo, quel politico e quel leader inesistente dice che non dorme la notte, ma lo ha fatto tutto questo, ha capito la situazione, perché voleva evitare un incidente diplomatico più grande, quando abbiamo già detto molto bene di lui, di questo ominicchio, che cosa avrebbe dovuto fare. 2 palle, che dice cosa che dice sole 2 palle se fossimo eterni. Ah, vabbè, dobbiamo morire, sì, vabbè, ho capito. Andrea Blau, Pinocchietto. Allora, il tema
che volevo dirvi poi in chiusura è quello sul mercato coperto di Trieste. Si vedono anche Letta e Salvini, ma insomma dicono, insomma, c'è un asse tra Letta e Salvini, ma il solito incontro che stanno facendo, Letta che fa con tutti, non è niente di, non cambierà nulla. Da domani Salvini continuerà a attaccare Speranza, Salvini continuerà a chiedere una data per le riaperture, poi quando c'è la riapertura andrà tutto bene e questo governo regge, tiene, continuerà a fare l'opposizione da rappresentante di questo governo Salvini esattamente come ha sempre fatto, e Letta continuerà a incontrare tutti, anzi che non ha incontrato Renzi dopo Salvini, insomma. L'altro aspetto che volevo raccontare di Raniere Guerra vi ho detto, la Ferragni, straordinaria, la Ferragni dà una speranza evidentemente a tutti i giovani e quelli che vogliono fare l'influencer oggi, quelli che guardano ai filtri di Instagram, diciamo, e cercano di costruirsi una platea di fan alla faccia del catcalling, per quello che scrivono ovviamente alcuni, più delle volte alcuni di questi fan, entra nel CDA di Tod's. Questa notizia, non so se l'avrete vista sicuro, entra nel CDA di Tod's. Cosa succede solo per questa notizia con Della Valle che dice faremo dei progetti sostenibili, inclusivi per i giovani, anche per i meno abbienti? Lui e la Ferragni, cioè con 22 milioni di follower e fatturati milionari, entra nel CDA di Tod's e c'è un balzo del 14% del valore dell'azione e un controvalore di guadagno di 100 milioni di euro. Adesso faranno i progetti sostenibili e insegniamo praticamente la strada a tutti i nuovi giovani che vogliono fare gli influencer. Fate gli influencer che prima o poi finite in un CDA di un'azienda. Mossa straordinaria di Della Valle. Ferdinando, ti amo. Luisa, mi sono un po' eccessivo, dai, va là. Charles Michel ti sta proprio simpatico, lo adoro. Charles Michel lo adoro, è veramente un mezzo uomo e un leader inesistente, ma lì sta la guerra tra lui e Ursula von der Leyen, tra la Presidente della Commissione Europea e il Presidente del Consiglio Europeo. Michel Pantaloni e Pinocchietto, Andrea Chiara è un mito. Chiara Ferragni, buon sabato Ferdinando, ciao Valeria, condividete, mi raccomando, che stiamo quasi forse sistemando la pagina Facebook e spero che dopo andrà meglio. Oggi abbiamo il 169esimo anniversario della polizia, Antonella, e poi avete visto la divisa, tutti si mettono la divisa oggi per stare al fianco delle forze dell'ordine dopo l'attacco e le forze armate dopo l'attacco della Murgia. La Ferragni ha utilizzato genialmente il web per diventare una grande imprenditrice, oggettivamente è così comunque Edoardo, hai perfettamente ragione. Mercato coperto di Trieste, per gli amici triestini è una storia veramente incredibile. Ieri abbiamo fatto vedere il lascito di Sara Davis, tutta questa storia qui, abbiamo raccontato tante cose, però insomma il dibattito è diventato surreale. Ieri vi ho raccontato della stranezza, di questa pochezza di campagna elettorale anche delle proposte dei candidati. Perché? Perché fondamentalmente c'è un gruppo, sono tutti giovani, propongono una raccolta firme per salvare questo bellissimo mercato coperto che non trova una storia, ci vanno poche persone, non trova un modo per essere rilanciato, parlano del consorzio di questi lavoratori all'interno, c'è tutto quello che c'è da fare non fare, costa troppo la manutenzione, 200.000 euro all'anno da parte del comune, e ci dovrebbe il super bonus ci vorrebbe per il mercato coperto, non viene mai attivata a dovere la parte superiore, tutte queste cose che si dicono. Parte un politico, tutti gli altri candidati lo seguono con l'unico obiettivo praticamente di attaccare l'amministrazione attuale, che se davvero propone su un supermercato o un grosso marchio lì dentro, oggettivamente anche per me fa una cavolata, però diventa il macro tema di questa settimana. Inevitabilmente ne abbiamo parlato ieri sera a Ring, ma è imperdibile oggi il sodalizio tra queste forze politiche, tutti contro l'amministrazione, ne abbiamo parlato ieri sera, ma questa pagina del Piccolo di oggi dovete leggerla, è la lettera di Francesco Russo, candidato o non candidato sindaco a Trieste, con tutti questi pensieri, cioè questi grandi voli su cosa fare del mercato coperto, che è un luogo, attenzione, è un luogo poroso di dialogo, conoscenza e ibridazione, occasione per ripensare il valore e la funzione dello spazio pubblico. E poi cosa dicono ancora? Il mercato, inteso anche come luogo delle idee da pensare insieme, è fondamentale per ogni sfida green a cui siamo chiamati. È il sistema socio-economico più intelligente e ambizioso per la prosperità collettiva. Guardate, è bellissimo, è bellissimo. Io a Francesco Russo ho detto più volte, basta questa raccolta firme, i grandi luoghi, i grandi nomi e le grandi idee, bisogna mangiare qualcosa, cioè quando si è in campagna elettorale qualcosa lo devi stringere,
mi devi dare un'idea, non mi devi fare un esercizio di eloquio sul giornale di oggi, lo leggeranno in 5, lo capiranno in 2, io non l'ho capito, e mi devi dare una proposta, mi devi dire un suggerimento, devi dire che un supermercato lì dentro è una cagata pazzesca, se lo dice l'amministrazione comunale, e oggi facciamo il luogo poroso dell'incontro. Questa è veramente da leggere, trovatela sul Piccolo di oggi, diretto magistralmente finalmente dal mio amico Omar Monestier, e pubblica questa lettera di Francesco Russo. Viva la Polizia di Stato! Edo, sono d'accordo con te, siamo andati lunghissimi, ci vediamo domani mattina, tardino, con Lavarino sul sito ferdinandavarino.it. Assurdo fare un supermercato, io e Antonella sono d'accordo, sbaglia l'amministrazione comunale, anche se ieri sera è intervenuto da Napoli collegato col telefonino in missione a Napoli l'assessore Giorgi dicendo noi non lo vogliamo fare il supermercato, ma è difficile tutto questo da risolvere, e abbiamo rimosso il guano, non lo si faceva da anni, era tutto sporco, quindi insomma amministrare è una cosa difficile, amici miei, e lo sappiamo, però noi siamo qui anche per controllarli e contestarli. No dai, non stiamo a parlare del bot, non lo so. Sole, altro buon Russo, sta alla finestra imbarazzante. Letto, Antonella, vedi, tu l'hai letto oggi sul Piccolo. Bene, ci vediamo domani mattina con Lavarino, vi raccomando, condividete, ci vediamo su Instagram, YouTube e un po' dappertutto. Ciao a tutti e buona giornata.